Il progetto di oggi è il progetto della Valsugana, quella strada che da Bassano arriva a Trento e che ben conosciamo per essere fortemente trafficata anche e soprattutto da mezzi pesanti. È da 40 anni che se ne parla. Il problema sarà acuito una volta realizzata la pedemontana veneta, perché sarà più facile uscire a Bassano e per andare sul Brennero, attraversare la Valsugana appunto e arrivare a Trento, quindi ci sarà ancora più traffico. Sono 40 anni che se ne parla. Le comunità locali hanno discusso, però di finanziamenti da parte dello Stato non ne abbiamo mai visti. Sia il governo di sinistra sia il governo di centrodestra, e allora essendo questa un'opera nei progetti della regione, abbiamo ricevuto una proposta da parte di un gruppo che realizza non sull'attuale sedime della Valsugana a lato un'opera di 18 km tutta in galleria, ovviamente a pagamento. Questa non l'abbiamo ricevuta e adesso la mettiamo in gara. Cosa succederà? Succederà che procedendo su questa, una volta realizzata, se riusciremo a realizzarla, ci sarà tutto il traffico pesante sulla nuova autostrada, sulla nuova superstrada, che viene realizzata per circa 2/3 in galleria, e il traffico turistico e normale sulla Valsugana normale. Perché non possiamo lasciare indeterminato la risoluzione di questo problema, perché la pedemontana ormai non è più nei sogni. La pedemontana, i cantieri partono per la fine di quest'anno e quindi dobbiamo porci per la fine del 2014 questa viene completata, quindi dobbiamo dare soluzione, lavorare su quell'orizzonte temporale e non fare le chiacchiere, ma dare le proposte concrete, vere, risolvere i problemi, cosa che noi stiamo facendo. Con questa ulteriore soluzione, con questo project che, ripeto, dovrà essere sottoposto a gara europea in prima fase, alla commissione consigliare, al parere della commissione consigliare e poi, se ok, a una finale gara, e questa nuova arteria è a pagamento, mentre la Valsugana, l'attuale sedime della Valsugana, si continuerà a percorrerla in maniera gratuita, punto. Ipotesi che qualcuno dice ma si pagherà anche sulla Valsugana sono false, non è previsto da nessuna parte sia il pagamento sulla Valsugana. La Valsugana rimane libera e con questa nuova opera la Valsugana può essere liberata anche dal traffico pesante e leggero di attraversamento, quindi rimarrà una bellissima strada di collegamento panoramica e turistica. E questa è un'opera che riguarda solo il territorio veneto, quindi è in casa nostra e non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno. Quindi questa è un'opera che, indipendentemente da quello che pensi il trentino, noi la faremo perché è tutta in casa nostra. Non è alternativa alla Valdastico Nord, lì però nella Valdastico Nord vedete i problemi che ci sono. Dovendo passare in Trentino, lì c'è il blocco, speriamo che cambino, dei trentini. Le due opere però non sono alternative, sono complementari.